Credo che sia stata forse sottovalutata la portata e le conseguenze di questa legge, che in fondo credo che sia la più importante che in una regione a statuto speciale o forse in una regione del sud per quanto riguarda il recupero di una identità che rischia di scomparire, può produrre e può fare. Studio nella scuola di patrimonio linguistico, se vogliamo, ma soprattutto letteratura e storia e letteratura. Noi studiamo sin da piccolo la storia di Roma 3, 4, 5 volte, non so quanto. Studiamo la storia d'Europa ed è importante che sia così, quella dell'Italia, del Risorgimento in maniera particolare, eccetera, però non ci occupiamo della storia del nostro territorio. Per noi la Sicilia, come per i calabresi, la Calabria o la Puglia, e questo è un fatto di alienazione e di sradicamento da quella che è una parte di noi, forse la più importante, quella che è nel nostro DNA e non ce ne accorgiamo neppure, perché l'esperienza dei nostri avi è fatta di tante cose che poi noi non conosciamo, non studiamo. Ecco perché questo studio della storia, ad esempio, degli ultimi 150 anni, dall'unificazione, la guerra e la lotta indipendentista che è fondamentale, il compromesso autonomista statutario, personaggi che magari abbiamo rimosso dalla nostra conoscenza, dalla nostra consapevolezza. È possibile che un siciliano non sappia, piuttosto che chi è Luigi Sturzo, Francesco Crispi, Cavour, siciliani straordinariamente importanti come Giuseppe Alessi, siamo d'accordo, ma che non sappia perché è stato dimenticato, o meglio rimosso dagli storici, la figura di Canepa, questo docente universitario geniale, capo della lotta indipendentista, che poi morì, fu assassinato, morì nel corso di un blocco da parte delle forze dell'ordine, in quel di Randazzo. Io credo che molto della nostra autonomia si debba a quell'avvio di lotta indipendentista. E devo dirvi, il fatto che poi la si sia tacciata di influenze banditistiche o mafiose è vero, non è vero? Perché? Perché qualunque cosa che ha a che vedere con un'autonomia vera, forse anche con una tendenza all'indipendenza, deve essere tacciato di criminalità, di malaffare. È bene che queste cose gli studenti nostri le sappiano. Questo determinerà una coscienza e un orgoglio che ci consentono, come dire, anche in virtù delle ingiustizie subite, ma anche delle responsabilità gravissime delle classi dirigenti ascare meridionali, di riprendere la via della lotta per conquistarci i nostri diritti, per poter valorizzare e usare le nostre risorse, non quelle altrui. Non quelle altrui. Quando io l'altro giorno ho detto che quando i siciliani, magari discepoli dei discepoli di Fidia, scolpivano la dea di Morgantina, con tutto il rispetto dei ministri del nord, più o meno razzisti e antimeridionali, da quelle parti si scavavano le radici perché se ne nutrissero, beh, io non è che sto esagerando. E però cos'è successo? È successo che in 2000 anni, se vogliamo negli ultimi 150 anni, le cose si sono invertite. Un regno ricco di banche, con depositi aurei notevolissimi, con le prime infrastrutture, con l'industria metallurgica, eccetera, per carità non è che fosse il paradiso abitato da diavoli, come si è sostenuto, e comunque non era certamente il paradiso, tanta povertà, miseria, sporcizia, i sassi di Matera, e non soltanto, i veri e propri selvi della gleba, il feudalesimo, e però altrove si stava peggio. E quindi l'inversione di queste condizioni, un nord ora avanzatissimo e il sud che ha la palla al piede, non sono casuali e non sono dovute al fatto che, come Lombroso fu ingaggiato a sostenerlo, siamo minus habens. No, abbiamo fatto tanti errori, ma soprattutto siamo stati oggetti di uno sfruttamento. La consapevolezza di questa realtà attraverso la storia è rivoluzionaria. Ecco perché è importante questo disegno di legge e mi auguro che nei comuni, nei circoli culturali, nei circoli, quelli dove
Purtroppo oggi si gioca a carte nei paesi, mentre una volta si facevano i dibattiti, ci si confrontava, i professionisti e gli intellettuali parlavano tra di loro, piuttosto che giocare a baccarat o a scala 40. Ecco, lì si riprende ovviamente il dibattito e chiaramente la Regione ne tenga conto nell'emanare le direttive che dovranno riguardare una scuola che oggi, domani, in buona parte fino alla media inferiore, sarà governata dalla Regione, sarà uno dei portati del federalismo. Riempire questa scuola di contenuti che riguardano il nostro territorio, i nostri diritti e le speranze dei nostri figli, secondo me era una cosa fondamentale. Quindi io saluto questo disegno di legge, devo dire, con grandissimo favore. Mi auguro che i nostri figli e nipoti lo apprezzino, lo facciano fruttare, lo facciano valere, perché tante leggi noi facciamo senza una conseguenza, senza che poi si attuano. Le leggi sono, ma chi può mano ad esse. Mi auguro invece che veramente se ne colga la portata e soprattutto se ne traggano i benefici.